La grande peculiarità di questo teatro è di non essere solo un teatro d'opera, ma di essere anche un luogo di incontro. Ecco quindi che quello che viene chiamato in termine tecnico il ridotto è una sala più piccola rispetto alla sala grande in cui vengono svolte attività particolari. In questo caso l'abbiamo considerata in senso molto ampio perché qui dentro è la sala un po' all'interno della quale si svolgono attività proprie della vita delle comunità che abitano la città. Quanto è grande questa sperimentazione da 1 a 10 secondo lei? La sperimentazione, a mio avviso, è 10, nel senso che quando un teatro è aperto dalle 9:30 alla sera per 364 giorni all'anno, vuol dire che non diventa più solo un Certo. teatro, no? Ma diventa un luogo di incontro. Oltre ad essere un luogo dove avvengono le performance, è anche un luogo di visita. Sì. Pur non essendo un museo, ha comunque un'attrattività.